Se stai cercando una soluzione per i tuoi problemi dentali, è probabile che tu ti sia già imbattuto in questo slogan: denti fissi in 24 ore. A volte accompagnato da prezzi allettanti, magari anche inferiori ai 7.000 euro all'estero. E condito da immagini accattivanti, sorrisi perfetti, volo e alloggio incluso. Ma come dentista che da oltre 15 anni si occupa di riabilitazioni complesse, casi estremi, denti fissi su impianti, ti dico con chiarezza, questa è una mezza verità. E una mezza verità in medicina può equivalere a una truffa. Hai perso tutti i denti a causa della parodontite, di un grave incidente o impianti dentali inseriti male. E vorresti tornare a sorridere grazie a dei nuovi ed iperrealistici denti fissi? Sono il dottor Corrado Palmas e negli ultimi 10 anni io e la mia equipe di esperti in riabilitazioni estreme della bocca abbiamo donato un nuovo sorriso a oltre 8.500 persone. Grazie al sistema bocca bionica in Moldavia e Romania. Se vuoi capire una volta per tutte come poter tornare a sorridere, a prescindere dalla gravità della tua situazione attuale, e vuoi tenerti sempre aggiornato riguardo i pericoli e gli inganni che nasconde il settore odontoiatrico all'estero? Iscriviti gratuitamente al canale e attiva la campanella delle notifiche. Se invece vuoi procedere spedito verso il tuo nuovo e fantastico sorriso, in descrizione trovi tutto ciò di cui hai bisogno. Quando leggi denti fissi c'è un asterisco invisibile, soprattutto quando si usano slogan in 2 ore, in 6 ore, in 24 ore. Questo asterisco dovrebbe riportare la seguente precisazione: protesi da buttare dopo 6 mesi, provvisoria. Perché in realtà i denti che ti vengono messi in queste poche ore non sono quelli definitivi e spesso non sono neppure costruiti per durare. È un po' come si dicesse in giro: ti aggiusto la gamba in 30 minuti, al massimo metto il gesso in 30 minuti, poi l'osso deve calcificare e ci sarà una riabilitazione da fare. Vediamolo insieme. Quello che succede nella maggior parte dei casi è che in un'unica giornata ti vengono tolti i denti naturali compromessi, messe le viti nell'osso, gli impianti dentali, e su di questi si prendono impronta, si avvitano delle protesi provvisorie che possono essere in resina, plexiglass, realizzate di corsa, non c'è tempo per fare altro. Ecco, questo è il primo grande problema: nessun tempo tecnico per la qualità, non c'è il tempo di fare la prova della dimensione verticale della bocca, della postura corretta della mandibola, le prove estetiche, fonetiche, tutto questo viene a mancare. Per motivi puramente biomeccanici e clinici, quando si mettono gli impianti nell'osso è necessario che siano collegati tra loro tramite una barra interna in titanio che distribuisca in modo uniforme le forze della masticazione e eviti micromovimenti dannosi per l'osteointegrazione poi nell'osso degli impianti. Bene, nella stragrande maggioranza dei denti fissi in un giorno, in 24 ore, in 6 ore, in 2 ore, questa barra non viene progettata perché ci vorrebbero giorni per realizzarla e la promessa del tutto subito non ammette tempi di attesa. Quindi gli impianti vengono lasciati indipendenti e le forze che si sviluppano durante la masticazione agiscono singolarmente su ciascun impianto, con alto rischio che si muovano e si infiammi l'osso attorno agli impianti col tempo, anche solo dopo pochi mesi, per rischio di perdita degli impianti. E gli imprevisti durante la chirurgia? Nessuno ne parla. Ogni intervento, per quanto ben pianificato, può presentare imprevisti anatomici. Si tratta di uno scenario sempre nuovo rispetto a tutte le altre chirurgie che ogni giorno vengono fatte. Ogni paziente presenta rischi, problemi anatomici specifici e durante la chirurgia può accadere che l'osso si presenti più morbido, meno duro, più friabile o meno spesso di quanto apparisse dalla TAC 3D, dall'esame radiografico. Gli impianti quindi vengono posizionati in punti leggermente diversi da quelli pianificati e questo è normale, fisiologico. Ma se l'intera protesi provvisoria è già stata prefabbricata prima dell'intervento sulla base della sola pianificazione teorica,
Si rischia di forzare una protesi su impianti che non hanno esattamente quella posizione, con tutte le conseguenze del caso, che possono portare addirittura nei casi peggiori a perdere gli impianti. La soluzione corretta invece sarebbe quella di fare un'impronta post-chirurgica mettendo gli impianti dove vanno posizionati, onde evitare di avere viti senza osso vicino in un osso morbido, per costruire poi dei denti provvisori che realmente si adattano a quella posizione degli impianti. Ma questo richiede almeno 3-4 giorni per progettare dall'impronta, fare la produzione dei pezzi, la modifica e l'assemblaggio finale. Tempo che lo slogan in 2 ore, in 6 ore, in 24 ore non concede. È fondamentale che tu comprenda una cosa molto semplice: una riabilitazione di denti fissi su impianti non è una corsa contro il tempo, ma un processo biologico e tecnico che deve rispettare determinate fasi per poter poi dare un risultato durevole negli anni. Prometterti denti fissi in un giorno, in 24 ore, è un po' come prometterti di rimettere a punto in piedi una gamba rotta in 30 minuti. Puoi mettere un gesso, ma il processo poi di guarigione richiederà mesi e solo alla fine potrai tornare a camminare come prima. Ora invece parliamo della fase della guarigione, il tempo che serve. Dopo l'inserimento degli impianti e il montaggio delle protesi provvisorie, inizia il periodo più delicato, chiamato osteointegrazione. È quel lasso di tempo in cui il tuo corpo inizia a formare nuovo osso attorno agli impianti, creando un'unione solida biologica tra le viti in titanio e le tue cellule ossee. Questo processo richiede almeno 4-6 mesi. Non lo decide il dentista, lo decide la natura, la biologia. In questo periodo è necessario usare una protesi provvisoria che tenga uniti gli impianti come un gesso tiene uniti le ossa dopo una frattura. E questo serve per iniziare a dare un'estetica decente, iniziare a far nutrire il paziente, ma senza andare a sollecitare troppo gli impianti. Una protesi che serve quindi a guidare la guarigione dei tessuti, modellare le gengive, abituare la bocca a un nuovo assetto masticatorio, ma che non è il risultato finale. Chi ti dice in 24 ore hai finito, ti sta nascondendo tutto questo percorso, ti sta vendendo un'anticipazione senza dirti che la vera opera arriverà dopo un processo di riabilitazione con un secondo poi preventivo dei denti definitivi. Ed eccoci a uno dei punti più tristi di tutta questa faccenda. Il paziente firma un preventivo all'inizio leggero, intorno ai 6-7 mila euro, convinto che comprenda tutto il percorso, ma dopo 6 mesi riceve la notizia che la protesi va rifatta. Ecco allora che compare un secondo preventivo, spesso dai 4 ai 9 mila euro addirittura, per completare il lavoro. Ti sembra corretto? Se il preventivo fosse stato presentato fin da subito, nella sua interezza, il paziente avrebbe avuto la possibilità di riflettere meglio, valutare soluzioni più serie, per arrivare poi a un punto di conclusione della riabilitazione. Invece no, si usa un trucco commerciale, si divide il trattamento in 2 fasi con 2 preventivi diversi, mostrando solo la prima, l'offerta più attraente, e dire che in 24 ore si mettono i denti, quando ormai il paziente è dentro questa spirale, ormai deve andare avanti e si presenta il conto vero poi col secondo preventivo. Ma le protesi provvisorie hanno diverse limitazioni. Nella maggior parte dei casi non sono rinforzate internamente, non hanno una barra metallica che colleghi tra di loro gli impianti dentali e li renda immobili nell'osso. Sono realizzate in resine acriliche con materiali economici, fragili, pensate per durare pochi mesi. Non sono progettate per supportare il carico masticatorio reale, né per avere un'estetica ottimale. Nella maggior parte dei casi non si fanno prove fonetiche, non c'è il tempo, né i test estetici. La linea del sorriso, il profilo gengivale, l'armonia col viso sono tutti aspetti ignorati perché non c'è tempo. Eppure un dente non solo serve per masticare, ma anche per parlare, sorridere, sentirsi a proprio agio. In certe situazioni sociali diventa prioritario.
I denti fanno parte del tuo volto, ecco perché ogni riabilitazione seria prevede delle prove intermedie, delle simulazioni estetiche. Certo, coi provvisori si fanno meno prove, ma coi definitivi devono essere eseguite tutte queste prove. Quindi ricordati, servono giorni, non un singolo giorno o poche ore. Il paziente viene coinvolto durante questo processo, nulla è lasciato al caso. Ricordati quindi l'importanza dei denti definitivi. Ora ti spiego come dovrebbe essere strutturato in modo corretto un percorso di riabilitazione implantare personalizzato. Quello che seguiamo nel mio sistema Bocca Bionica, sviluppato dopo oltre un decennio di riabilitazioni, oltre 24.000 pazienti curati in Moldavia e Romania, è un sistema pensato per chi ha già provato dolore e fallimenti, frustrazione e ora vuole una soluzione definitiva, non un'illusione temporanea. Fase 1, diagnosi reale, progettazione personalizzata. Tutto inizia non con un listino o un preventivo, ma con una diagnosi approfondita, esami diagnostici, esami obiettivo, analisi dei dati. Si usano scanner intraorali, TAC 3D, software di simulazione del sorriso statico e dinamico. Studiamo la masticazione, la condizione dell'osso, lo stato parodontale, ma soprattutto le aspettative del paziente. Pazienti che hanno aspettative differenti, i lavori poi possono prendere delle strade differenti. Si progetta al computer la posizione degli impianti con precisione micrometrica e se serve realizziamo degli impianti customizzati come gli impianti sottoperiostali per i casi limite estremi dove non c'è più osso. Questa fase include anche un confronto col paziente, soprattutto aggiungerei. Non si impiantano viti nella bocca di un paziente, di nessuno, senza una pianificazione multidisciplinare. Non esistono interventi veloci che durano 20 anni. Fase 2, chirurgia e prima protesi provvisoria. Si entra in sala operatoria con tutto già pianificato. Se serve si utilizza la pianificazione 3D per capire dove mettere gli impianti in quelle situazioni complesse. L'intervento è svolto in sedazione cosciente, in massima sicurezza, con l'anestesista di fianco. Gli impianti vengono posizionati, viene presa a questo punto un'impronta post-operatoria di dove sono realmente posizionati gli impianti. Per costruire la protesi provvisoria occorrono dei dati precisi per personalizzare così le strutture che reggeranno i denti provvisori, in base alla posizione quindi effettiva degli impianti nell'osso. Questi denti provvisori vengono fresati in laboratorio, stampati non con plastiche fragili. Servono a modellare le gengive durante la guarigione, verificare l'occlusione fonetica, fornire già un'estetica nel periodo di osteointegrazione. Sono una fase intermedia fondamentale, non un risultato finito da pubblicizzare su Facebook. Fase 3, osteointegrazione e mantenimento. Il paziente torna alla sua vita quotidiana seguendo una dieta controllata e un programma di assistenza. Durante i mesi successivi gli impianti si osteointegrano, il corpo accoglie e si lega al titanio come se fosse il proprio osso e la bocca si stabilizza, le gengive guariscono. Questa fase non può essere saltata o accelerata, nessun medico serio te lo potrebbe garantire e promettere. Dopo circa 4-6 mesi si torna in clinica per rilevare le impronte definitive. A quel punto la gengiva è guarita, l'osso è solido e gli impianti integrati con l'osso e possiamo progettare così la protesi definitiva da abitare sugli impianti. Solo a questo punto si crea la protesi definitiva, che è tutt'altra cosa rispetto a quella provvisoria. È realizzata in zirconio multilayer o ceramizzata, composito, fissata agli impianti con una barra interna in titanio fresata su misura per unire e stabilizzare così gli impianti e rendere così resistenti i denti in zirconio composito che avranno un'estetica indistinguibile dai denti naturali ma anche una resistenza come quella dei denti naturali. Non creare così rischio di rotture sopra agli impianti dentali che sono stati inseriti nell'osso.
Qui si fanno le prove estetiche e funzionali. Il paziente partecipa attivamente alla scelta dei denti, alle prove e si perfeziona passo dopo passo sorriso, estetica, fonetica e comfort finale. Il risultato quindi è un lavoro confortevole e duraturo. Fase 5, backup, manutenzione e assistenza remota. Nel mio sistema ogni dente viene salvato in cloud. Se fra 10 anni dovesse rompersi per un trauma, usura, lo ristampiamo da remoto in poche ore senza dover rifare l'intero processo partendo da zero. Forniamo assistenza in Italia attraverso centri affiliati e una clinica di nostra proprietà a Bergamo per il check semestrale, controlli radiografici, igiene, manutenzione e revisione. Le mie conclusioni da medico, non da venditore: chi ti promette denti fissi rapidi in 2 ore, in 6 ore, in 24 ore sta semplificando un trattamento medico complesso. Sta spacciando per soluzione definitiva una fase di terapia temporanea che rappresenta solo uno step della riabilitazione, fatta in fretta spesso con materiali economici, tralasciando delle fasi importantissime che vanno pianificate prima di questa e dopo questa chirurgia, senza quindi dare il tempo all'equipe di fare le prove necessarie del caso e senza tempo poi per la guarigione. Lo fa per abbassare il preventivo iniziale, usa questi slogan accattivanti che rappresentano poi un rischio per anche il tuo portafoglio, perché poi dopo mesi scoprirai che dovrai aggiungere altri soldi per eseguire i denti definitivi, la vera e propria riabilitazione protesica. Lo fa perché il marketing ha preso il posto della medicina e questo, per chi fa il mio mestiere con passione e responsabilità, è inaccettabile. Il mio consiglio: non chiedere quanto costa e non chiedere neanche quanto tempo ci occorre. Chiedi piuttosto cosa include il trattamento, chiedi quali materiali vengono usati, quali tecniche, la pianificazione, chiedi di poterla vedere prima di fare la chirurgia. Chiedi se c'è un piano poi per i denti definitivi e dopo i denti definitivi la manutenzione, e quando ci saranno problemi dove dovrai risolverli, come e con chi. Pretendi che il medico ti spieghi ogni fase, perché la tua bocca non è una merce da scaffale. Se vuoi un risultato che duri una vita, devi affidarti a equip che ti accompagnano poi per mesi, per anni, che ti trattino come un paziente, non come un cliente. Questo è il mio approccio e questo è il sistema Bocca Bionica.